Amici sportivi, tifosi del Napoli, un buon pomeriggio da Ciro Novellino. Ci ritroviamo al consueto appuntamento con il filo diretto targato Calcio Napoli 24 TV. Un buon pomeriggio dal sottoscritto Ciro Novellino, al di là in cabina di regia Emanuele Bernardo. Oggi domanda semplice semplice: Napoli Spezia, chi al posto di Victor Osimhen, visto che domani non sarà della partita? Chiamateci allo 081 353 4588 per poter appunto interagire in diretta, oppure mandando un messaggio sul nostro canale YouTube. Sarò ovviamente pronto ad accogliervi e a leggerli in diretta, però io corro subito al telefono perché ho la cambiale. Ho Antonio, pronto? Ma quale cambiale? Io sono un signore io. Grande Antonio. Ciro è semplice, è Simeone, Ciro. Gioca Simeone secondo te? Dopo il gol tra l'altro che ha fatto anche in Champions, no? È una cosa semplice, perché l'hanno comprato? L'hanno comprato per farlo giocare quando non c'è Osimhen, però c'è anche Raspadori. Allora, sai, il dubbio viene perché, per esempio, in conferenza stampa oggi Luciano Spalletti ha detto: abbiamo Raspadori e Simeone, decideremo poi domani. Tanto è caduto Antonio, abbiamo perso Antonio, quindi dicevo della appunto dichiarazione in conferenza stampa di Luciano Spalletti che riguarda proprio il sostituto di Victor Osimhen, che ne avrà per un po' di tempo, e anche io credo che possa giocare Giovanni Simeone, onestamente, a maggior ragione per il gol che ha messo a segno in Champions League contro il Liverpool. Napoli che ha battuto per 4-1 il Liverpool, ma di questo ne abbiamo già parlato abbondantemente. Napoli che affronta domani alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona lo Spezia di Gotti, e noi vi racconteremo ovviamente il match con Manuel Guardasole, che sarà inviato dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona nel prepartita e nel post partita, e il sottoscritto vi accompagnerà con live reaction in compagnia di diversi club in collegamento proprio dalle 15 in poi per il fischio d'inizio, per raccontarvi in presa diretta quello che accade allo stadio Diego Armando Maradona. Ci saranno diversi club, ma lo scoprirete soltanto nella giornata di domani, e c'è stata una promessa, quindi io attendo ovviamente l'intervallo della gara di domani per vedere se la promessa sarà mantenuta, ma intanto ce l'abbiamo al telefono perché c'è Gennaro. Ciao Gennaro! Ciao Ciro, buon pomeriggio. Senz'altro Allora io ti aspetto domani all'intervallo. nell'intervallo mi farò sentire e Va vedremo, bene. sperando di commentare l'ennesimo capolavoro calcistico della nostra squadra. Vengo subito Come la al vedi? Chi quesito. gioca al posto di Eh, Osimhen? Indubbiamente Simeone, perché già l'abbiamo visto come l'ha sostituito, anche perché è più centravanti rispetto a Raspadori. Raspadori non lo trascurerei, però in questo momento, dopo aver visto, per non ripetere l'errore di Napoli-Lecce, caro Ciro, perché siamo alla sesta giornata di campionato. Ora io accetto alcuni cambi, 2, 3, ma soprattutto non accetto il cambio modulo. Poi Spalletti si assume lui le sue responsabilità, perché il modulo del Napoli purtroppo è questo qua. E lui sta cercando, lui in effetti a lui piacerebbe fare il 4-2-3-1, ma purtroppo, ripeto, le caratteristiche di alcuni calciatori determinanti del Napoli, tipo per esempio lo Bottega, lo stesso Zielinski, non sono portati a fare quel tipo di gioco, poiché abbiamo questo precedente con il Lecce. Io mi auguro che il Napoli metta prima il risultato al sicuro, come è stato fatto pure con il Liverpool, e poi naturalmente si può anche sbizzarrire, perché gli elementi ci sono, la rosa è abbastanza forte, e quindi può, nel frattempo avrà dato minutaggio ancora in più a Dombelé, darà minutaggio pure a Raspadori e tutti gli altri, perché poi ripeto, è vero che bisogna pure far rifiatare un po', diciamo, l'11, perché poi adesso è diventato 10, perché Osimhen adesso per un mese
credo, per Eh, un mese non lo vedremo. E sì, io sì. anche su Osimhen, se ben ti ricordi, avevo detto di non schierarlo quando voi avete fatto il quesito. Schierereste Osimhen? Io dissi di no, perché Osimhen caratterialmente è un generoso. Lui, la sua forza è sugli scatti, e quando lui già era in dubbio, che non si sapeva se poteva giocare o no, io avrei preferito non farlo giocare, dice, ma intanto però all'inizio lui è stato devastante con Liverpool. Però poi anche sul fatto del rigore, quando lui ha preso cioè quella sua influenza, quel suo modo di essere, perché poi anche sul calcio di rigore, io l'ho detto l'altro giorno, bisogna stabilire chi è il rigorista, e poi magari si penserà al secondo rigorista, perché questo lo fanno tutte le squadre. Quindi che lui Certo. prende il pallone sull'1-0 e va sul dischetto e poi spara, dopo aver visto come l'ha tirato Zelischi, no? Però guarda, Gennaro, Luciano Spalletti in conferenza prima ha risposto a questa domanda, no? Perché gli è stato proprio chiesto del perché del secondo rigore ad Osimhen. Lui ha risposto: quando uno si presenta con quella voglia di calciare, Lo difficilmente so, gli lo puoi so, dire lo di no, so. a Ma maggior infatti io l'ho ragione detto, perché ha fatto gol in altre occasioni. Ma infatti io l'ho detto, la sua influenza lo portò anche a strappare il pallone di un calcio di culoteria, cioè tipo come si faceva ai tempi quando noi eravamo ragazzini. Un rigore l'hanno fatto, un gol a me lo devo tirare io, e quindi lui in effetti, il discorso non è questo qua, bisogna dare delle gerarchie alla squadra, bisogna dire guarda, e lui poteva dire in quell'occasione, mister, mi permette di tirarlo io, e poi l'allenatore, perché l'allenatore è facile poi dire, quello lui come fai a dire che lui lo vuole tirare? No, perché su una partita 1-0 con Liverpool e tu sbagli il calcio di rigore, non lo so come poi si può mettere. Fortunatamente, poi È diciamoci la andata verità, bene. questo Napoli poi ha distrutto il Liverpool, che ne dicano i signorotti del nord, qualcuno, il famoso tifoso dell'Inter, perché io ascolto molte volte anche su un'altra emittente loro, e loro continuano a fare il Sì. Napoli, cioè sì, ma però il Liverpool non era quella squadra, vabbè, continuano a trombarci. Io voglio questo, io voglio che ci snobbino e che dicono che la Juve è da scudetto, la Roma è da scudetto, che ha perso pure ieri. Cioè alla fine io dico, no, snobbateci, siamo più tranquilli, non ci esaltiamo, e ci fa piacere che non ci esaltino loro. Ti ripeto, schiererei domani Simeone Sì. centravanti, farei riposare Mm, qualche difensore, perché c'è Ostigal che veramente è un'altra forza della natura. vero. Poi naturalmente i cambi nel secondo tempo sono quelli che partirei sempre con a destra o con uno o con Lozano, sapendo che poi viene sostituito nel secondo tempo da Politano o viceversa. Dall'altra parte ormai abbiamo scoperto pure il ragazzino Zerbin, che è veramente un altro titolarissimo il ragazzo. Poi vedremo pure i vari Gaetani. Siamo appena all'inizio, caro Ciro, del campionato, all'inizio della Champions. Ci sarà da giocare. L'importante è farsi trovare pronti tutti quanti al momento opportuno quando vengono chiamati. Io voglio Sì, rivedere questo per è vero. esempio un'altra volta Dombelé, perché il Dombelé che abbiamo visto fino a qualche giorno fa non era ancora pronto. Io sono convinto che è un grosso Sì. calciatore, però quando tu poi non sei pronto ancora fisicamente, atleticamente, non hai ancora il ritmo della partita, sfiguri, e tu non sei una persona che puoi sfigurare, perché sei un grosso calciatore, per come è stato valutato. Quindi aspettiamo prima la formazione titolare come la schiererà. Sono convinto che un paio di cambi, non di più, ma soprattutto il modulo, caro Ciro. Il modulo è questo qua, il modulo del Napoli, 4-3-3. Continuità. Tu sei per la continuità. Tranne qualche eccezione, e poi non ci dimentichiamo
che domani incontreremo Spezia, il quale negli ultimi 2 anni ci è venuto a rompere le uova nel paniere. Quindi speriamo che invece si possa invertire il occhi trend aperti, adesso. perché questi quando vengono qua poi, anche quando non meritano niente, anche quando un paio d'anni fa facemmo 30 tiri in porta e loro mezzo tiro si portavano la partita a casa. Lo stesso l'anno scorso con quel colpo di testa che non sa neppure lui come lo fece sull'imballo e si portarono la partita a casa. Quindi occhio. Gennaro, occhio, ti ringrazio e ci sentiamo domani. Ti saluto e ci risentiremo sicuramente nell'intervallo di domani e forza Napoli. Ciao Ciro. Ciao Gennaro, sempre, sempre. Allora andiamo nuovamente a leggere la domanda. Napoli Spezia, chi al posto di Osimhen 081 353 4588. Oggi mi perdonerete un po' per la voce bassa, ma ieri c'è stata la presentazione allo Stadio Menti e quindi essendo in conduzione è andata via tutta. Però ovviamente spero di arrivare forte e chiaro come sempre. Poi vi ricordo ancora l'appuntamento di domani, mi raccomando, vi voglio tutti collegati nel prepartita con Manuel Guardasole dallo stadio di Armando Maradona per la prepartita di Napoli Spezia, la live reaction con il sottoscritto dagli studi di Calcio Napoli 24 in compagnia di diversi club e poi ovviamente continueremo ancora nel post partita con un altro collegamento con Manuel Guardasole per chiudere appunto la giornata calcistica azzurra dallo stadio Diego Armando Maradona. Ci sono già anche messaggi, io vado a leggere. Allora, Tonio scrive una domanda: quando Kvara e Anghissà chiederanno l'abrogamento del contratto, ADL che farà? Allora, Anghissà, già c'era stata la voce legata a questo aspetto, ricordiamo in estate la Roma si era fatta sentire con José Mourinho, poi ovviamente non se n'è fatto nulla ed è rimasto. Per quanto riguarda Kvaratskhelia ci ha fatto appena soltanto 5, 6, 7 partite, cioè ragazzi andiamoci piano piano, attendiamo ovviamente. Ritorniamo da Antonio al telefono, poi ovviamente diamo spazio anche ad altri. Pronto Antonio? Sì, era caduto però. Ti sei fatto male? Ah, quando mai? Ciro, ma chi sta al dello stadio? Ciro Guardasole? Manuel Guardasole ci sarà domani all'esterno dello stadio, io sarò in studio dagli studi di Calcio Napoli 24 per la live reaction in compagnia di alcuni club. Guardasole sarebbe quello qua alto con gli occhiali? No, non ho capito Antonio. Guardasole sarebbe quello alto con gli occhiali, quello con la barba? No, Manuel Guardasole non è né quello alto con gli occhiali né quello con la barba, è Manuel Guardasole. Quelli che hai detto tu sono Marco Lombardi e Claudio Russo. Era la prima volta che venne allo stadio questo qua con la barba, Guardasole. No, è già avvenuto in tante altre occasioni. Anto, abbiamo detto Napoli Spezia al posto di Osimhen, tu dici Simeone. Un'ultima cosa, poi ovviamente diamo spazio anche agli altri. Ti volevo chiedere, secondo te poi oltre a questo cambio di formazione ce ne saranno degli altri? Non ho capito, formazione? Sì, secondo te oltre all'assenza di Osimhen ci sarà qualche altro cambio nella formazione di domani? Io penso Raspadori, Gambella, come si chiama? Dombele, Raspadori e Dombele. Va benissimo, sì, Antonio, grazie. Hello. È caduto di nuovo, mi sono riperso Antonio, mi è caduto sul Dombelà. Ovviamente domani io credo che qualche cambio di formazione ci sarà, perché il Napoli viene da comunque quella sfida con il Liverpool e potrebbe esserci un calo di concentrazione, anche se Luciano Spalletti ha tenuto alta la concentrazione con quelle dichiarazioni e tenendo sulla corda i suoi calciatori in vista proprio del match di domani. Allora, vediamo. Edoardo, torniamo al telefono. Pronto? Buon pomeriggio, Ciro. Tutto bene? Ciao, buon pomeriggio. Ciro, ma avete iniziato più tardi, sì. la diretta? Sì, qualche minuto.
Ma non fatti così, Ciro, ma che sono queste cose? Di, Io di mi la sono fatto verità, ti addirittura, sentivi la sono andato dal mancanza. barbiere, no? Ho detto mi devi fare il pelo alla Sì. Ciro, figurati. Cane qua a te devo Ti sei dire, rasato a è zero un allora. mito perché, allora, per quanto riguarda il Napoli, al posto di Osimhen, ci vuole, Cioè, ti posso dire sì, una cosa, mi eh. fai morire. Madonna, mi troppo triste, Giro. Comunque, praticamente, al posto di Bobo di Papa Serio, se scappa là. Vabbè, al posto di Osimhen, Dai, no? dai, siamo seri, Mentre, sì, sì, sì. stiamo seri. Giocherà sicuramente Simeone perché quelle sono. Però può darsi che pure il mister Spalletti potrebbe fare inserire tutte e due, sia lo Spadori che Osimhen. Scusami, Simeone. Questo non lo so perché mi dà questa sensazione, perché se non prova contro squadre come Spezia, questi moduli, quando li prova, cioè perché non ti puoi permettere di giocare col 4-2-3-1 con una squadra forte, cioè, ma come abbiamo giocato con Liverpool, siamo 4-3-3, con le Sì. squadre così più si deve, si può pretendere di giocare così. Allora penso che più giocherà, magari sarà un cambio modo all'ultimo minuto, guarda che ti dico. Io sono un amante di Ma non lo so, Vittorino e sai, mm, Edo, sai, io penso che mm, invece il cambio di modulo non ci sarà. Anche perché no? se poi dovesse esserci, innanzitutto vuol dire tirar fuori un centrocampista, ma poi ascoltando le parole di Spalletti, oggi ha detto una cosa precisa su questo cambio di modulo. Lui ha detto possiamo partire col 4-3-3 o col 4-2-3-1. Alla fine, durante la partita, per la sua indicazione del terzo di sinistra, quindi che possa essere Zelinski piuttosto che un altro, in un certo senso è come se alla fine il modulo cambiasse comunque in corsa, perché basta la posizione di uno per potersi ritrovare con un modulo differente. Questo. Vabbè, questo è in tutte le squadre, non lo fa, non è sperimentato Spalletti questa novità. Cioè, è sempre stato che basta cambiare qualcuno e cambia anche modo, non è una cosa del calcio che si Sì, insegna, no? Non è che Spalletti che ha detto questo. Però io per far avvantaggiare i giocatori, per farli giocare, ad esempio, io toglierei tutte 11 dal campo, ma non toglierei mai lo Bocta, perché lo Bocta è il perno di centrocampo, ti fa girare la squadra, senza lo Bocta è certo. dura, c'è lui che fa tutto il movimento. Sento, volevo intervenire su una cosa, poi lascio parlare agli altri. La cosa che mi dà fastidio a Sì. Napoli, sai qual è? La stampa napoletana. Cioè, non voi, giornalisti, però i giornalai napoletani, meno i giornalisti, che addirittura si permettono di dire il gioco a Napoli, Liverpool, attenzione, a Napoli ci sono rapine, bum, 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 bum. Cioè, ma che sono queste cose? Che Klopp l'ha risposto, ha riso anche addosso a questi Vabbè, geni. però Cioè, aspetta, se ti riferisci a Klopp, mm. è stato lui, cioè è stato lui a dire quelle cose, eh. Cioè, lui in No, pratica no, no, non è vero. Il Liverpool ha fatto quello che ha fatto, cioè nel senso è così, cioè è Klopp ha stato il detto, ma se quello Liverpool. scusami, ma se Klopp si è fatto anche una risata, ma che ha detto lui? Questo è un'invenzione dei giornalisti a No, Napoli, ma non si è quando mai ha fatto una detto non andare risata, a Napoli? guarda. Klopp, dice, No, 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 aspetta, Edo. Allora, il Liverpool ha fatto un comunicato di allerta per i tifosi del Liverpool di fare attenzione a Napoli, a non mettete vessilli e quant'altro. E poi abbiamo visto nel post partita che chi ha fatto casino, e scusatemi per il sono quelli del termine, Liverpool. chi ha fatto confusione sono stati quelli del Appunto. Liverpool che a Via Chiaia hanno fatto cadere motorini con persone sopra, cioè hanno Ma fatto non quello è che che hanno noi fatto. a La Napoli domanda del abbiamo, collega, non è che noi collega in a Napoli conferenza abbiamo capito stampa, fischi per fiaschi, magari hanno detto state a cosa non fare casino a Napoli e noi abbiamo capito il contrario, perché no, no, i no, tifosi no, del loro ce Liverpool in l'avevano casa proprio con loro. noi, No, in casa proprio con loro i noi, tifosi cioè del il riferimento Liverpool era... sono i più Sì, corretti per legge. Poi quando escono fuori ma in casa fanno Inghilterra dei per casini. forza, in Eh? Inghilterra per forza, sì, perché sennò Va bene, finiscono male, quindi devono per forza. vabbè, ti saluto Ciro, ma c'è Grazie. il capello uguale a tuo, va bene allora. Va, va Ok, bene, ma non chiama mai ti invece che fai una guardi Ciro bella Mille, scarosata. ok? Ecco, non do Va panni, bene, dormi ok. pure. Ciao Ciro, sei simpatico, Ciao, ciao ciao. Edoardo, grazie mille, grazie mille. Mi fate morire, Edoardo in particolare, mi fate morire e io sono ovviamente contento di questo perché
mi fa pensare al fatto che comunque sono di compagnia ed è il mio obiettivo, cioè sono un giornalista nella vita, però mi piace quando sono con voi tifosi essere di compagnia, altrimenti prenderci troppo sul serio diventa pesante. Quando dobbiamo prenderci sul serio e dobbiamo parlare in maniera seria, sono ovviamente il primo a farlo perché me lo dice il mio lavoro, lo insegna la mia etichetta, però è normale che quando sono con voi divento differente, mi trasformo, mi trasformo, anche se sono senza voce. Però, forse con un po' di tono più basso, però mi perdonerete. Allora, Faber GT dice, vediamo, allora Lina Vernaccia dice il rigorista è Zielinski, London, ma non so se c'è un vero rigorista oppure lo tira chi se lo procura. No, non so onestamente se lo tira chi se lo procura, però posso dire che nel caso di Victor Osimhen lui è andato sul dischetto perché lo voleva tirare, lo ha detto Luciano Spalletti proprio in conferenza stampa. Penso che sia impossibile che Spalletti non abbia designato un rigorista, si è tirato Zielinski il primo rigore, credo sia lui, Osimhen comunque lo aveva tirato in una delle amichevoli estive, dice Faber GT, ed ecco questo è il ragionamento proprio preciso. Faber dice sicuro Gaetano è più centrocampista di Don Belé, quest'ultimo se non impara a giocare a due, Tocchi fa la fine di un ass. Dice di Gaetano, forse ti riferisci a Gaetano, però ha parlato anche di Gianluca Gaetano, che oltre che di Zerbin, mister Luciano Spalletti in conferenza stampa dicendo che Zerbin ha sfruttato bene l'occasione, che Gaetano non ha avuto ancora, ma la cosa importante è che i due si allenino alla grande, bene, e poi anche se non giocano, il giorno dopo riescono appunto ad allenarsi ancora meglio di prima. Ancora al telefono c'è Lazzaro, pronto? Ciao, buonasera. Ciao Senti, Lazzaro, buonasera a te. per me qualsiasi formazione va bene, perché un Napoli quest'anno ha ricambi in tutti i reparti, sicuramente. Vero. E io andando controcorrente, perché con il Lecce è stato fatto un turnover che poi sono rotazioni alla fine, Sì. se riusciamo a mettere in forma tutti i giocatori che abbiamo, penso che abbiamo molte più possibilità di levarci qualche soddisfazione. Poi con Lecce ha giocato Osticard, che è stato il migliore in campo, ha giocato Numente Raspadori che costa quello che costa, è un giocatore di prospettiva. Non penso che Spalletti abbia sbagliato, sono partite che vanno così, sicuramente tutto quanto non le possiamo vincere. Non penso che sarebbe bello poi vincerle tutte e fare 1,5 milioni di punti, fuori discussione. Per quanto riguarda la partita con lo Spezio, secondo me dovrebbe giocare di nuovo, Raspadori a sinistra e Simeone centrale, e con Opolitano Lozano sull'altra fascia. Poi se vuol fare così fa riposare sia Kvara, che può riposare un poco, tanto ecco, proprio questo. Sai che Kvara, dobbiamo contare anche sugli altri, non dobbiamo credo. contare sugli 11 titolari. Sì, su Kvara ci credo, alla possibilità che possa riposare, devo essere sincero, perché anche centrale, per esempio, si fa riposare pure Rachmani e fa giocare i due centrali. Ma Rachmani ha riposato insieme a Osticard, possono giocare anche loro, diciamo, no? Però sai, allora Rachmani ha riposato con il Lecce, quindi nell'eventualità dovesse riposare, riposerà Kim, e quindi giocherebbe a quel punto con Jesus per il gioco delle coppie. Mentre sicuramente credo che ritornerà a titolare Mario Rui, che non ha giocato contro il Liverpool perché ha giocato Olivera. Quindi anche lì... Anche quello, tenere tutti sulla corda comunque, secondo me quello bisogna fare. Forse Spalletti punta anche a questo, a parte che lui ha il posto dello spogliatoio sicuramente, noi dall'esterno possiamo fare tutti i ragionamenti possibili, però lui innanzitutto secondo me li vuole far partecipare tutti, per avere due squadre, per qualsiasi evenienza. Ma lui immaginava che Osimhen doveva stare fermo 40 giorni. Quindi se tu non vieni sulla corda gli altri attaccanti, non li inserisci nella squadra, poi a Rocco ti mette in difficoltà normalmente. Comunque forza Napoli sempre,
Ti auguro buona serata e ti continuo a seguire. Grazie mille, grazie mille. E allora andiamo a vedere qualche altro messaggio ringraziando Lazzaro che ci ha telefonato. Gold Lion chiede a che ora si gioca. La gara di domani si gioca alle 15. Come vi dicevo in diretta su Calcio Napoli 24, il prepartita con Manuel Guardasole dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona con il sottoscritto Ciro Novellino insieme ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Vi accompagneremo con la live reaction e con i club che saranno nostri ospiti nella giornata di domani fino al fischio finale, dopodiché la linea passerà nuovamente dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona con Manuel Guardasole. Ciro gioca l'Aspa, chiede sempre Gold Lion. Non lo so, dipende da se farà. Io credo che per quanto riguarda l'attaccante centrale, giocherà sicuramente Simeone al posto di Victor Osimhen. Poi dovesse riposare anche Kvaratskhelia, io credo che possa giocare Raspadori, e il che potrebbe essere una soluzione. C'è Massimo da Napoli, pronto? Buonasera giovani. No, Ciao, Massimo, ciao. volevo dire che, vabbè, a parte che sto ancora dormendo in un sogno meraviglioso per il fatto del 4-1, con il Liverpool che non mi aspettavo proprio, cioè era impossibile solo da immaginare per quanto mi riguarda. Io ho notato che Spalletti, quando gli hanno fatto la domanda su Osimhen, ha detto no, probabilmente non ci sarà per questa e per l'altra partita, l'ha detto in maniera piccata, perché come se avesse voluto dire ma io l'avevo detto che praticamente doveva giocare poco, e invece poi praticamente penso che lui, lo stesso Osimhen, ha fatto una forzatura, reduce anche dal risentimento che aveva avuto precedentemente. Non so se ti ricordi questa cosa. Pronto? Sì, mi ricordo. Sì, poi, ti sento. Poi per quanto riguarda, diciamo, io non lo so chi l'ha detto, ma l'ha detto qualcuno che ne capisce, non come me che non capisco niente di calcio. Ha detto Kvaratskhelia, anche quelli là che sono arrivati nuovi, lo stesso, come si chiama, il terzino sinistro che ha giocato meravigliosamente, tra l'altro. Olivera. Olivera. Cioè sono calciatori, specialmente Kvaratskhelia, sono calciatori che hanno giocato in campionati molto più lenti. E quindi praticamente giocando in un campionato come quello italiano, dove poi tra l'altro Spalletti pretende una preparazione atletica e una presenza di 90 minuti nel campo, è probabile che lo fa giocare fino a 60 minuti, 50 minuti, e poi lo tira fuori per farlo, accostumare, per farlo abituare a questo campionato, nonostante il ragazzo praticamente sta strabiliando per quanto mi riguarda. E quindi io penso che è normale che lui faccia questi cambi continuamente, anche considerando il fatto che l'anno scorso ci sono stati un sacco di infortuni, e quindi è probabile che questi carichi di lavoro così grossi ogni 3 giorni, tutte partite importanti, è probabile che dobbiamo far fare a Spalletti e allo staff tecnico medico. Non ci possiamo avventurare, secondo me non me la sento di avventurarmi in ragionamenti che non mi competono, onestamente. Volevo dire solo una cosa. Allora, io sono contentissimo della squadra, anche l'anno scorso ero contento, ed ero contento anche 2 anni fa e 5 anni fa. Sono stato sempre contento dei calciatori, perché i calciatori sono sono i fili che mi collegano al colore della maglia, no? Io sono legato al tifo del Napoli, perché sono i calciatori che poi praticamente ti legano, quelli loro gesti atletici che ti legano alla vittoria, questa agognata vittoria ogni volta che si ripropone ogni domenica. Il problema è, per quanto mi riguarda, non si critica il presidente, questo signore che io lo chiamo il predatore, perché non compra i giocatori, perché quello si chiama flusso di cassa, cioè lui compra e vende, non mette niente a Napoli, cioè non ha aperto
non ha fatto una foresteria, non ha comprato un posto dove può far allenare i calciatori, non paga lo stadio, figurati, non pagava neanche la Coppola che ci aveva affittato il campo a Castelvolturno, e ha dovuto poi praticamente, una volta che è stata minacciata che gli levava il contratto, pagò. Quindi ha un atteggiamento nei confronti del tifo e nei confronti di Napoli sprezzante. La cosa che mi ha dato fastidio quest'anno, come ogni anno, è tutta quella farsa, quella pantomima che si è fatta sul portiere: lo compriamo, non lo compriamo, arriva, non arriva questa cosa che ogni anno si propone. Una volta si propose con il calciatore che aveva la moglie che faceva la manager, il calciatore dell'Inter, e poi ogni anno c'è stata questa farsa, questa cosa di questo signore che praticamente fa i film, però è sempre lo stesso film, come i film Panettone che fa. Allora, se io critico questo signore, che una cosa buona l'ha fatta, ha invitato a quella bambina che barbaramente gli hanno fatto scambiare la maglietta, gli hanno fatto mettere la maglietta, tutto il contrario, ha invitato quella bambina a Castelvolturno, e ha fatto una cosa molto bella, l'avrebbe dovuto fare molto prima, però comunque da questo punto di vista almeno questa cosa l'ha fatta. Però il problema è che si critica questo presidente, per questo non si scrive 3 pacchetti 1000 lire. Per criticare il presidente tu butti fango sui calciatori. I calciatori bisogna aspettare. Io per esempio Lobotka non ho mai criticato Lobotka, che mi fidavo di Hamsik, che ha detto è un campione, è fortissimo. Quindi se Hamsik, che è credibilissimo, dice che è fortissimo, penso che noi dobbiamo aspettare, e non sappiamo quello che succede all'interno degli allenamenti, delle valutazioni dell'allenatore e dello staff tecnico. Pronto? Va bene, Pronto? sì, ti ascoltavo. Bene. Ci sono delle cose che però non mi trovano d'accordo, perché Quali, per esempio? sai, quando si entra nelle dinamiche degli striscioni ultra, io cerco sempre di evitare. Tu facevi riferimento allo striscione È una quello dei cosa pacchetti brutta, di sigarette. è come se è io una vedo cosa attaccare brutta, un padrone fatto a Cirocano, hai capito? No, tu a Cirocano, però pane lì povero. non, E invece non si fa, non non si sono fa. d'accordo cioè, nel senso, io non sono d'accordo sulla critica fatta a Kim, nel senso, io non credo, era Ma un davvero gioco io di non sono parole d'accordo su questa quello. cosa. È chiaro, pure io non sono Sì, d'accordo. È dico, una cosa bruttissima che fanno, che si fa uno striscione su Kim, che poi tra l'altro fortunatamente si è verificato, e possiamo constatare che è un gran bel calciatore, addirittura non ci sta facendo rimpiangere Koulibaly. Sono cose bruttissime che sono state fatte nei confronti. Cioè, se devo criticare il presidente, critico il presidente, non critico, cioè non. Sai, si dice se rispetto quando può padrone, cioè se tu non rispetti il padrone non te la pigli col cane, il cane è un'altra cosa, cioè quindi fare quello striscione è uno striscione plebeo, è uno striscione bruttissimo. Io, come ti ho detto prima dall'inizio, no? Io sono legato al Napoli per i calciatori che mi fanno vedere i gesti atletici, che mi danno quella tensione, buttano il sangue allora è questo. Io per esempio a Insigne, nonostante era irritante alcune volte per come giocava, questo giro, questo continua voglia di dover fare il gol, però comunque poi praticamente era un calciatore del Napoli, non ho mai fatto critiche brutte nei confronti di questo signore. Ed è bruttissimo il fatto che poi praticamente i calciatori vengano. Io sono d'accordo, cioè forse non mi sono spiegato bene, io sono d'accordissimo. Quegli striscioni sono stati degli striscioni pessimi. No, io dicevo un'altra cosa. Io dicevo che lo striscione per me. Io dicevo che lo striscione, cioè lì c'è stato un gioco di parole nei confronti del giocatore. Cioè, si è utilizzato il nome di Kim sostanzialmente, ma ovviamente non si voleva colpire il giocatore, si voleva colpire il presidente. Ma Cioè, appunto questa quando è la cosa tu grave. dici,
E questa è la cosa grave. Tu per colpire il Presidente, tu lo devi colpire, non lo devi colpire, lo devi criticare, perché non vogliamo colpire a nessuno. Io lo critico perché nei confronti di Napoli e dei napoletani e dei tifosi napoletani, lui si comporta in maniera maleducata, si comporta in maniera, diciamo, sprezzante, superiore, con quell'atteggiamento spocchioso. E allora noi questo dobbiamo dire. Cioè, prima cosa deve pagare lo stadio, che non paga. Io sono proprietario quota parte di questo stadio. Ma perché non mi ha da papà? Perché non ha dato i soldi a Napoli? A Napoli che gli ha affittato lo stadio. È come se tu mi fittassi un negozio e io pretendo che poi tu mi metti i tavolini, mi metti un banco, cioè pretendo che il padrone mi deve mettere a posto, come si chiamano i tornelli? I tornelli li deve comprare, li ha comprati e li deve mettere lui, perché è lui che ne usufruisce. Io non posso tenere un bar e pretendo che il padrone che era un bar che mi ha già affittato mi ha dato i tavolini nuovi. Allora lui ha questo atteggiamento vessatorio, ricattatorio nei confronti anche della politica, perché dice io ho i tifosi e vuole giocare sulla questione dei tifosi con il consenso. Allora, lo striscione che si fa contro Massimo, rapidissimo che ti devo salutare. No, ti ripeto, lo striscione che si fa è una cosa bruttissima che i tifosi hanno fatto. Non si attacca il presidente per i calciatori, perché tra l'altro hanno dimostrato di essere gran bei calciatori. Si attacca sulle cose serie, sulle cose che lui sistematicamente, praticamente, diciamo, l'atteggiamento spocchioso e sprezzante nei confronti della città e dei napoletani e del tifo del napoletano che ci portano i soldi. Pure la pizza, che è una cosa che praticamente viene fatta da migliaia di anni a Napoli, perché prima si faceva senza pomodoro, poi con la scoperta dell'America mi sono pumato. Massimo, devo salutarti. Ciao, va bene, ciao, arrivederci ragazzi. Ciao. Ragazzi, un pochino più brevi nei vostri interventi, così diamo spazio un pochino anche ad altri che ci chiamano. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Ovviamente mi scuso con Massimo se l'ho interrotto così, però eravamo andati un pochino lunghi. Allora, dice Faber GT, al naso giocherà Juan Jesus al posto di Kim, Mario Rui per Olivera, spero Gaetano al posto di Anghissà, non credo. Elmas probabile al posto di Zelu, da vedere, perché secondo me potrebbe giocare non Elmas ma Raspadori, e poi Lozano Politano e Raspadori Simeone. Ma già fatta la conferenza Spalletti, sì, l'ha fatta alle 14:30, ve l'abbiamo riportata su Calcionapoli 24. Io penso che giocherà Simeone, dice Cinzia Stellato, nel secondo tempo Raspadori. Lobotka, dice London, non so riferito a cosa, però ancora. Ciao Ciro, con lo Spezia, dice Nando DF, con lo Spezia cattivi subito, la dobbiamo chiudere. Ancora Motta, no, non è Motta l'allenatore dello Spezia, Cinzia, ma è Gotti l'allenatore dello Spezia. Poi Ciro, domani ha il derby, vinca il migliore. No, Nando, domani c'è Napoli-Spezia, non c'è nessun derby, il Napoli non fa derby domani. Se ti riferisci ad altro derby, quello è domenica. Poi Lina Vernaccia, altro che chiuderla subito, devono giocare con cattiveria dal primo minuto. Colgo l'occasione ancora per ricordarvi domani, quindi Napoli-Spezia su Calcionapoli 24, gli appuntamenti con Manuel Guardasole dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona e col sottoscritto invece per la live reaction, con Emanuele Bernardo in cabina di regia, con i club che appunto interverranno in diretta con noi. Ancora Nando, lui ha detto di mettere il bus alla sesta giornata, non va bene, speriamo. Non so a cosa si riferisce. Conferenza stampa di Ricciardi, quindi è stato molto chiaro. Conferenza stampa di Gotti, ovviamente, non di Ricciardi, ma il messaggio era di Ricciardi. Però andiamo al telefono. Raffaele da Gragnano, pronto? Buonasera. Ciao Raffaele, buonasera a te. Volevo dire che quelle che mi anticipate, quelle telefonate, è stato poco troppo lungo. Ha fatto una conferenza l'ho stampa. Detto anche io. L'ho detto anche io che siamo stati un po' lunghi. Bravo. Però quando uno giustamente è così, dopo tanto tempo si fa piacere di prendere la linea. Volevo dire solo una cosa. Un concetto ci sta. Dimmi. Viva il Presidente. Noi tenemmo un Presidente grande, ma grande ovvero.
è che critico il presidente non ne capisce per l'una, perché dimmelo presidente che potrebbe fare tanto di più, ma non lo fa perché noi lo critichiamo e non è giusto tutto questo. Quindi non dici è giusto, che lo fa perché, per questo motivo? Sì, perché lui sa fare le cose e fa molto buone e sa lo fatto suoi. E allora noi dovremmo stare più vicini al presidente, perché il presidente, se viene coccolato, fa grande cosa a Napoli. Però ti devo dire una cosa, Raffaele, devi ascoltare dal telefono, abbassa un po' il televisore perché sennò c'è ritorno Non c'è fastidioso. proprio la voce, l'ho tolta proprio. Ah, ok, perfetto, perché prima sentivo la voce del televisore. Va benissimo, ascoltami dal Comunque telefono. volevo dire, i tifosi fino a ieri hanno criticato il presidente e non è giusto. Dovrebbero baciargli le mani al presidente del Napoli, perché noi facciamo invidia pure con il presidente. Non perché ha fatto una bella partita con il Liverpool, non significa niente, perché noi i colpi in canna ce l'abbiamo tutti e mi sape solo sparare. Volevo dire solo questo, io non lo so se ho sbagliato bene, però dico che i tifosi non possono andare a comandare a casa del presidente, perché se al presidente gli mancano i soldi non glieli dà nessuno. Vabbè, ma non penso che gli manchino i soldi. Intanto ti ringrazio. Io avrei un'idea col Napoli. Se il presidente ci farebbe a noi tutti i tifosi soci, con una quota come con Barcellona, no? Noi facciamo una squadra la migliore d'Europa, perché il presidente può vedere con i tifosi collaborano, con i tifosi fa solo cose, chiede, va bene, però noi abbiamo un stadio, non facciamo 10.000 spettatori quando fanno la partita di Serie A, si stanno a casa. Il presidente serve dei soldi perché il caso è 1 miliardo, non è una lira. Mi scuso per le cose che ho detto. Sempre Forza Napoli. Va benissimo. Sempre. Mi puoi dare anche il tuo parere che ti ho detto. Grazie, buonasera. Va benissimo, grazie a te. Allora, il mio parere è semplicissimo. Io penso che, l'ho detto tante volte, il presidente De Laurentiis lo conosciamo bene, sappiamo che delle volte fa delle cose che piacciono, delle volte fa delle cose che non piacciono, ma è come ogni persona. Tutti fanno bene o sbagliano nella vita. E lui lo fa ovviamente nel Napoli, ma lo fa in maniera, come dire, più veemente in un senso o nell'altro, proprio perché è presidente di un club come il Napoli, e quindi di conseguenza è normale che è sempre nell'occhio del ciclone. Però va detto che in tanti anni ha fatto tante cose buone, perché ha fatto sì che il Napoli potesse avere una formazione importante per lottare nei piani alti della classifica, fare bella figura in Champions, in Europa, comunque in generale, ma allo stesso tempo, come io ho spesso detto, manca sempre un centesimo per fare un euro, perché in tante occasioni avrebbe potuto fare quel piccolo passo in più che probabilmente avrebbe consentito di vincere qualcosa. Io ricordo, per esempio, già da Hiller, per esempio, lo ricorderete, no? L'arrivo di Hiller che fu abbastanza complicato, tanto tempo per arrivare, a gennaio non fu preso, il Napoli non riuscì nella appunto corsa, se non vado errato, col Milan allora a vincere il titolo, poi Hiller arrivò l'anno dopo, ed è così capitato in diverse annate nel corso del tempo. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio, in attesa negli ultimi minuti di vedere se c'è ancora qualche telefonata. Stamattina sentivo che per lutto in Inghilterra saranno posticipate, vi risulta, Lina Vernaccia? Allora,
la giornata di campionato della Premier e del campionato scozzese verrà posticipata, questo è vero, ma al momento sono bassissime le percentuali di un rinvio della gara di Champions League con il Napoli da parte del Rangers, quindi al momento martedì si gioca. Poi ancora l'ultima telefonata, andiamo a vedere. Francesco da Napoli, ultima, pronto? Buonasera, sento, io praticamente ho quasi 70 anni, quindi non appartengo a gruppi né niente. C'è un equivoco di base. Secondo me il tifoso non ce l'ha contro la squadra di Napoli, perché noi siamo tutti amanti di Napoli e di conseguenza della squadra. Ce l'hanno con i comportamenti che sono un po' arroganti, diciamo molto arroganti, e più delle volte addirittura è scaduto anche in invettive verso i tifosi. Quindi come presidente non si discute, ma come uomo c'è da dire. Non so se lei conviene su questo. Cioè, ognuno quando parla ci è stato un grande presidente. Quello è un uomo che sa fare il suo mestiere, quindi senza dubbio. Però lui quando parla con quell'arroganza tipica romana, ma che si pensa? Noi abbiamo l'anello al naso. E a Napoli, non voglio dire, abbiamo avuto Maradona, non è che è venuto qua in una squadra dell'Africa che si pensa di fuoco. Quindi come uomo si deve contestare. E ripeto, io non appartengo a nessun gruppo, sono settantenne, quindi sono una persona abbastanza pacata. Però l'arroganza che c'ha è inaccettabile. Volevo dire solo questo. Va bene, grazie. Buona serata. Grazie a Francesco. Beh, ognuno ovviamente la pensa a proprio modo. È vero che ci sono degli atteggiamenti del Presidente che fanno male, che non sono consoni, non sono corretti, perché tante volte anche nei confronti di noi giornalisti o comunque di alcune colleghe giornaliste c'è stato, no? qualche battuta, qualche atteggiamento, anche ultimamente col collega Manuel Parlato che nel ritiro di Castel di Sangro è stato tra virgolette bacchettato un po', no? E stava soltanto Manuel Parlato facendo il proprio lavoro, quindi effettivamente degli atteggiamenti qualche volta sono discutibili, però questo è il presidente del Napoli, quindi o piace o non piace ce lo dobbiamo tenere, fino a quando non deciderà di cedere eventualmente il Napoli. Ricordiamo che fino al 2028 può tenere ancora la doppia proprietà, quindi la multiproprietà con il Bari, e quindi credo che tranne se il Bari non dovesse salire in Serie A, fino a quel momento resterà così. Poi ovviamente il 2028 è lontano, ci vogliono più di 5 anni, quasi 6, quindi c'è ancora tanto tempo ancora davanti per aspettare, per prendere una decisione da quel punto di vista. Voglio leggere, visto che abbiamo ancora 2 minuti, qualche altro messaggio, poi dopo ci salutiamo. Albert dice: preferisco Simeone corre troppo anche nei momenti in cui non serve, dovrebbe fare come Mbappé, un suo omonimo in velocità, sa usare meglio le energie nei momenti che servono. Francesco Zampella dice: la Champions è un torneo a livello europeo, se non ti presenti meriti la sconfitta a tavolino, soprattutto se per un motivo del genere i calciatori sono i primi a non fregarsene niente di quanto accade. Poi ciao Ciro, d'accordissimo con te Giovanni, e ti ringrazio. Martedì si gioca sicuramente con i Rangers, riposati dallo stop per lutto nazionale. Ancora Raspadori, dice Giovanni, gioca secondo me. Il presidente da 20 anni sta a Napoli e non ha vinto neanche uno scudetto, però questo è un dato di fatto. Faber dice: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Gaetano, Lobotka, Elmas, Lozano, Raspadori o Simeone e Kvaratskhelia. Questa è la formazione secondo il nostro amico. Poi ancora magicamente tutti si sono dimenticati dei prezzi assurdi dei biglietti, degli insulti ai tifosi napoletani, delle sparate senza senso, dei giocatori etichettati come mercenari, dice Luigi Grande. Non è che uno se lo dimentica, resta nella testa di tutti, però sai Luigi, il Napoli è una passione, il Napoli è una fede, è un colore, quello azzurro, a cui ovviamente di cui si è innamorati. È per quello che si mette da parte ogni tipo di ragionamento. Io voglio ringraziare anche Danila Pozzi che scrive: ciao ragazzi di Calcio Napoli 24, un saluto anche a te. Voglio ringraziare
Emanuele Bernaldo in cabina di regia, da Ciro Novellino è tutto, l'appuntamento come detto è domani con la live reaction con il sottoscritto, dall'esterno invece dello stadio Diego Armando Maradona ci sarà il nostro Manuel Guardasole inviato nel pre e nel post partita. Per il momento e solo per il momento è tutto, appuntamento domani, ciao!